Noi abbiamo presentato praticamente subito, poche ore dopo, la lettura, la lettura di quelle dichiarazioni contenute sostanzialmente in un post su Facebook, questa mozione proprio per voler dare comunque un segnale forte di condanna di quelle che possono essere o che possono essere alcuni atteggiamenti. Io ricordo che diciamo, su fatti simili c'è stata anche pochi mesi fa una discussione in questo Consiglio a seguito di alcune dichiarazioni fatte in determinate situazioni, ma che comunque sono state in qualche modo stigmatizzate anche dalla stessa aula, riguardavano un consigliere regionale, ha preso ovviamente e c'è stata una diciamo, condanna delle proprie dichiarazioni, delle sue dichiarazioni, gli abbiamo tutti quanti o quasi diciamo, detto che per un paio di sedute non potesse rappresentare i cittadini di questa regione per quello che aveva detto all'interno di quest'aula. E allora credo che questo sia un po' il punto, cioè far capire eventualmente anche quando qualcuno sbaglia, quando qualcuno va oltre a quelli che sono, diciamo, i suoi doveri sicuramente, ma anche a quelli che sono i suoi diritti, perché qualcuno può ritenere di ritenersi libero di poter esprimere sempre e comunque il proprio pensiero, ma così non è. E così non può essere. E così non deve essere. Questo perché ovviamente lo dice e tante cose chiaramente sono state dette da chi mi ha preceduto, ma ricordiamo anche quella che dovrebbe essere ed è ovviamente il faro di tutti noi, della nostra vita sociale, delle nostre comunità. Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, è chiaro che non è retorica, ma è far capire a tutti che la libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo. Ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla legge. Allora è ovvio che se si ritiene che ci sia stato un abuso di questa libertà, qualcuno deve intervenire per correggere in qualche modo questo percorso, questa deviazione da quella che è una normale, ovviamente anche possibilità di vedere il mondo, di vedere la società. Quelle che sono, io dopo non so, ovviamente ascolterò il dibattito, ma quelle che sono state le dichiarazioni, e non è la prima volta che ascoltiamo su vari mezzi di comunicazione, perché poi molte cose sono state dette in interviste, sulle televisioni, sui giornali, e più o meno la reazione anche della pubblica opinione è sempre stata la stessa, quella che si ricordava poco fa, ma soprattutto molti cittadini si chiedono se sia possibile che certe dichiarazioni vengano fatte comunque da un rappresentante di tutti i cittadini. Perché poi quando entriamo qua dentro noi siamo rappresentanti di tutti i cittadini, non solo di quelli che ci hanno eletto. Ovviamente parlo del Consiglio regionale, ma vale chiaramente lo stesso anche per il Consiglio comunale. Allora io mi auguro che questa mozione in qualche modo anche dalla giunta regionale la si ritenga già superata, nel senso che mi auguro che questa valutazione sia già stata fatta a più di un mese dal deposito della mozione e che ci venga magari anche riferito se questa valutazione e verifica della sussistenza delle possibili cause di sospensione e rimozione del consigliere comunale Fabio Tuia per le dichiarazioni rese dallo stesso sia già stata fatta. Altra cosa riguarda invece il secondo punto
della nostra mozione, poi ovviamente già ripreso e anche già presentato dal collega Cosolini, che riguarda l'esprimere solidarietà alle persone che, leggendo e sentendo ovviamente queste frasi, si possono essere sentite offese. Questo era un atto ovviamente importante, ma comunque dovuto, e che credo che quest'Aula debba sicuramente e possa ovviamente esprimere almeno questo concetto, proprio per marcare quella differenza che vorremmo vedere tutti i giorni da chi rispetta le istituzioni a chi invece fa delle istituzioni un uso magari lecito, se ovviamente non si riterrà che queste frasi siano contrarie alla legge. Io non so se qualcuno, ovviamente, ma mi pare di sì, ha già fatto determinati atti per farlo verificare a chi di dovere. Però se dobbiamo ottenere un punto ovviamente che sia anche politico, io credo che quantomeno, perché qui si chiede la valutazione e la verifica delle possibili cause di sussistenza, di quelle che sono delle possibilità che vengono date nel nostro caso e in questa regione al presidente della regione Fedriga, e proprio per questo noi ovviamente abbiamo depositato queste mozioni, perché altrove in altre regioni non spetta al presidente questo tipo di valutazione e nel caso atto specifico, ma qui sì. E allora chiaramente abbiamo voluto ricordare che c'è sicuramente questa possibilità e abbiamo presentato questa mozione. Grazie Presidente.